Nel corso di questa giornata abbiamo potuto appurare che tanti aspetti che si danno per scontati invece in realtà non lo sono. Partire dalla pulizia della macchina, dalla sanificazione, credo che sia il termine più corretto, diventa fondamentale usare anche i prodotti giusti. Certamente, direi proprio di sì, anche perché noi stiamo utilizzando, come facciamo sempre quando cuciniamo, dei materiali, delle macchine che vengono a contatto poi col cibo. Per cui queste macchine vengono prodotte, vengono anche messe sul mercato con determinate qualità. Queste qualità noi non dobbiamo andare a fare sì che vengano meno quando noi andiamo a trattare questi materiali, che sono metalli di solito rivestiti, cromati, nichelati eccetera, per cui dobbiamo stare molto attenti a non o a preservare, a preservare questa nichelatura, questa patina di prodotto che mettono le industrie proprio sulle loro superfici come trattamento alimentare. Coffee Show Latte Art, quest'anno 2014 come edizione, la quarta. Voi come azienda ci avete sempre creduto, avete visto lungo e avete capito che sono momenti importanti di confronto tra operatori del settore, di rapporto e di conoscenza da parte dei clienti e poi la competizione che chiaramente insomma è quel valore aggiunto. Sì, in effetti noi stiamo seguendo queste gare, specialmente su scala mondiale, fino da quando la prima volta a Monte Carlo nel 1999 c'è stata la prima edizione della World Barista Championship. Ho partecipato non come barista ma come chiaramente sponsor e ho intravisto subito il messaggio e l'opportunità che queste gare danno, non tanto alla fine di per sé stesse come gare, ma perché queste gare vengono seguite da un pubblico di baristi chiaramente molto giovane, per cui questo mi ha dato subito l'input per dire attenzione, qui stiamo, per quanto riguarda la nostra società, stiamo dicendo cose che nessuno ha mai detto, pulire la macchina del caffè, pulire la moka, pulire qualcosa e abbiamo visto che puntando sui giovani è l'unica cosa che ci permette poi di progredire.